46 anni, viene da Mazara del Vallo, anche lei in cerca dell'uomo ideale, dell'anima gemella. Ciao Lina. Ciao. Allora Lina, tu sei in cerca dell'uomo ideale. Sì. Da quanto tempo Lina? Da un anno quasi. Da un anno. Significa che tu un anno fa avevi, non so, una relazione, stavi con qualcuno? Marito. Un marito. Quindi eri sposata. Sposata con 2 figlie, Quanto sei rimasta sposata? 22 anni. Dopo 22 anni ti sei lasciata. Sì. Come mai Lina? Che è successo? Perché mio marito mi ha Ti ha mancato di rispetto? leccato del rispetto tante volte. Parliamo di quest'uomo ideale, Lina. A che genere di uomo siamo interessati? L'importante per me è che sia un uomo gentile, che mi sia, Che ti rispetti? che mi rispetta e mi faccia, non lo so, stare felice, che mi porti per esempio a ballare una volta ogni tanto, mi piace a me. Che ti faccia godere la vita, praticamente. Perché io in vita mia non ho mai goduto la vita. Sono stata 22 anni a casa, rinchiusa con i miei figli e con lui, e quindi io ho bisogno di... Tu non conosci il mondo esterno perché non hai avuto la possibilità. Niente. Non hai avuto la possibilità appunto di goderti la vita. Infatti a me piace Vedere quello che il mondo offre. Sì, facciamo questo. Vivi a Mazara del Vallo? Sì, io vivo per adesso a Mazara. Stai con i tuoi figli? Sì, con i miei figli sto, Da solo? da sola. E vai cercando qualcuno insomma per sistemarti, crearti una nuova vita. Per sempre, no per un giorno e 2 giorni. Va bene Lina, parliamo dell'età di quest'uomo. Da che età dobbiamo partire per arrivare a un massimo? Tu hai 46 anni, giusto? A me non mi interessa l'età, mi interessa che sia una persona gentile che mi possa volere bene ai miei figli prima di tutto. Quindi partiamo da una base. Da che età dovrebbe partire per andare a finire? Da 50 anni fino a 65 anni. Quindi vorresti un uomo che parta dai 50 fino ai 65, giusto? Sì. Quest'uomo lo vuoi posizionato? Come dovrebbe essere? Non voglio niente di tutto. So che L'importante è che tu trovi l'importante è che lavora Sì. e mi dia una casa dove abitare. Cioè, Questo. a te ti no? interessa Sì. essere tranquilla e trovare quella felicità che fino ad oggi non hai potuto incontrare. Sì, di essere d'accordo uno con l'altro. Lo vuoi di Mazara del Vallo o della tua città oppure va bene nelle zone limitrofe? in tutta Di la dove Sicilia? sia, non mi interessa. Ci possiamo... Pure non so, in Italia, dove sia, dove lui mi... Da qualsiasi parte. Qualsiasi parte. L'importante è che scocca quella scintilla. Io sono disponibile a trasferirmi. Subito. Va bene Lina, parlaci un po' di te, che tipo sei? Io sono un tipo che è gioiosa, mi piace cantare, mi piace ballare, mi piace cucinare, mi piace fare lavare di casa, porto la macchina, mi piace vivere la vita. Che particolarità dovrebbe avere quest'anima gemella, quest'uomo che andiamo cercando? Ma non mi interessa se sia grasso, se sia magro, basta che sia una lunghezza che sia lungo come me, di poter andare Tu quanto sei alta? 1,70 m, Sei 1,70 m, quanto pesi? 60 kg. Quindi sei abbastanza maneggevole. Infatti, con una mano mi mette su. Sì. Va bene, poi hai detto una cosa importante, cioè che questo uomo dovrebbe essere vegetariano, giusto? Sì. Perché tu sei vegetariano, non mangi carne assolutamente. No, non mangio carne. Quindi lo vorresti Io vegetariano? mangio solo latte, uova, senza carne. Senza carne non ne Da mangio. quanto tempo è che sei vegetariano? Da 12 anni. 12. Va bene.
Amici telespettatori, corteggiatori di Lina, 46 anni di Mazara del Vallo, Lina è qui. Lina va cercando un uomo che la possa accettare per quello che è. La cosa importante è che siete vegetariani, perché Lina è vegetariana completamente e sarebbe contentissima di trovare il suo uomo ideale, anche lui vegetariano. Io sono disposta anche a farci pesci, perché i pesci lo so fare Sì. e non mi nuociono cuocere pesci, però io non ne mangio. Questo è il discorso. Ce li facciamo mangiare a lui. Ecco, se Per i proprio pesci così, glieli fai mangiare, però carne niente. però io non ne mangio. Ossa, carne, queste cose No. se le può scordare, solamente insalata. Insalata. Giusto? No, che Beh, fare di ba- insalata? Eh? Cioè di fare del pasta a forno che la so fare meglio di. Sì, ma la pasta a forno la fai senza tritato, giusto? No, la faccio con diversamente, non c'è bisogno di tritato. E ti viene bene lo stesso? buona. Con la besciamella. Buona con la besciamella, sì. È più buona di metterci la carne. Allora qualche So volta me la cucinare, fai. so cucinare bene. Qualche volta me la fai. Per cui amici telespettatori, stiamo parlando con uomini che partano dai 50 e arrivino massimo a 65 anni. Di dove siano non ha importanza, perché Lina non va guardando la città. Per tutti quelli di voi che la volessero contattare personalmente non possono fare altro che chiamare il numero che state vedendo in sovraimpressione. Quello che state vedendo è il numero di Lina personale, vi metterete in contatto direttamente con lei, o altrimenti chiamare la nostra redazione al numero che state vedendo in sovraimpressione e daremo a voi tutti i chiarimenti necessari su come incontrare Lina, ripeto, 46 anni di Mazara del Vallo. Lina, in questo momento ci sono i tuoi corteggiatori che ti stanno guardando e stanno decidendo se chiamarti oppure no. Lascia un messaggio particolare guardando la telecamera, vai. Comunque, se siete interessati a me, dove siete chiamatemi. Io sono pronta a trasferirmi. Perfetto, questo è tutto per i cuori solitari. Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente. Lina, ciao. Ciao ciao. Ciao. Oh yeah.